I tombini del viale Cannatello, strada che collega il villaggio Mosè a San Leone, non sarebbero a norma ed all'interno presenterebbero una brutta sorpresa, ovvero l'immissione delle acque fognarie nelle acque bianche che scaricano poi in mare. Questa è la scoperta dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Gibilaro, che si è recato sul posto per un sopralluogo. Abbiamo potuto constatare che i tombini dei pozzetti della fognatura sono forati. Ciò determina una fuoriuscita quando vi è un sovrappieno di fognatura nelle strade e aprendo questi tombini abbiamo potuto constatare che la presenza di alcuni bypass. Che cosa significa questo? Significa che quando il livello del reflui fognari aumenta, automaticamente attraverso questi bypass la fognatura va a finire nelle acque bianche. Quindi automaticamente questa fognatura attraverso la condotta delle acque bianche arriva direttamente in mare. Immediatamente mi sono attivato, ho fatto un atto di indirizzo al dirigente preposto di risolvere la problematica. Il problema, a mio avviso, bisogna chiedersi innanzitutto chi ha realizzato queste opere ingegnose e in secondo luogo bisogna anche capire il perché. Forse perché la condotta fognaria non è adeguata a sopportare il carico idraulico di quella zona. Quindi mi auguro che questa problematica, nell'interesse dei cittadini, del mare e del buon vivere civile, venga risolta immediatamente. E situazione ben peggiore si è verificata lungo il viale Le Dune di San Leone. In questo caso dai tombini è iniziata a fuoriuscire dell'acqua scura. A denunciare il fatto l'associazione ambientalista Mare Amico, che ha segnalato la vicenda anche ai tecnici del comune, alla polizia ed a Girgenti Acque. Stando alla testimonianza di Mare Amico capitanata da Claudio Lombardo, il liquido fuoriuscente dai tombini non puzzava di fogna, bensì di idrocarburi. Pare dunque che qualcuno abbia versato residui di olio combustibile.